Agrigento alla svolta è anche il nome che ha dato a questo giornale nuovo. Sì, gli agrigentini potranno riflettere oggi, sabato, domenica, lunedì mattina andando in edicola e comprando per €0,5 il nostro giornale. 12 pagine importanti, ironiche, ricche di temi programmatici come valorizzare il centro storico, le idee per la buona politica, le risorse per l'università, il programma specifico, il primo impegno, far partire 1000 posti di lavoro con le opere fognarie di depurazione e della nuova rete idrica, il sogno di Cinzia Schinelli. E poi qui in nomi non li facciamo vedere, manteniamo la sorpresa, i candidati da non votare, ovvero carrellata di uomini per male, di dormienti, di persone inutili o dannose o autentiche facce di bronzo. Qui li abbiamo indicati, ci sono le fotografie, spieghiamo le ragioni per cui non vanno votati. Io direi che vale la pena di passare questi ultimi giorni approfondendo i temi programmatici e decidendo consapevolmente qual è il sindaco che può costruire un credibile e positivo futuro per la città di Agrigento. Lei tra l'altro ha portato questa busta. Sì, io Non è una bustarella. Non è una bustarella, è chiamiamolo un gioco democratico, ma è una cosa che garantisce che Arnone avanti all'opinione pubblica con il vostro aiuto. Qui ho i nomi degli assessori che io inviterò ad accettare la carica al ballottaggio. Arnone non tratta col sistema dei partiti, è libero nell'assumere le sue decisioni. Qui ci sono le persone con cui io intendo completare la giunta. Li ho chiuse in questa busta, è sigillata, chiedo a Ravanà di metterci anche la sua firma. Poi la busta la darò al giornalista Ravanà, verrà tenuta in questa sede di TV. Lunedì sono certo di arrivare al ballottaggio, l'apriremo e gli agrigentini vedranno come Arnone ha il coraggio delle sue scelte e non si fa condizionare da nessuno. È fuori dal sistema della vecchia e mala politica della casta.